Una cinquantina i sindaci veneti che hanno partecipato questa mattina alla manifestazione di Roma, una giornata nella capitale per chiedere il superamento del patto di stabilità, collegamento con la capitale. Buonasera, ben ritrovati all'edizione regionale dei nostri telegiornali. Avete sentito i titoli, ve ne avevamo parlato anche nell'edizione di ieri. Ebbene, nella giornata di oggi una cinquantina di sindaci del sono partiti alla volta di Roma per così una protesta contro il patto di stabilità. I comuni non ce la fanno più, alcuni comuni sono anche pronti a scioperare perché questo patto di stabilità li strozza. Dicevo, molti i sindaci veneti presenti a Roma, una delegazione di sindaci dell'Anci è stata ricevuta anche dai presidenti di Camera e Senato, ma quello che ci interessa oggi sapere è che cosa hanno detto, quali rivendicazioni hanno sottoposto all'attenzione di Roma i sindaci del Veneto. E allora, per sapere com'è andata, ci colleghiamo subito con Padova, dove è appena sbarcato il nostro inviato, anzi i nostri inviati Federico Fusetti e Daniele Garbin, che hanno seguito la manifestazione di Roma. Vedo Federico con due sindaci che erano presenti oggi a Roma. Possiamo vedere adesso un servizio che un po' ripercorre quello che è accaduto oggi, cioè i momenti salienti di questa giornata, con immagini che sono anche significative. Eccoli di nuovo in stazione con la cartella d'ordinanza. I sindaci in questa prima mattina di primavera partivano nuovamente verso Roma, di nuovo dritti contro il patto di stabilità, contro una legge definita ottusa, per difendere il grande tema democratico della libertà d'azione del sindaco. Per poter contribuire in modo serio alla ripresa economica e cercare in particolare di soddisfare le esigenze di tante imprese che stanno attendendo i pagamenti da molto tempo in alcuni casi. Ma sono carichi stavolta di una ventata fresca d'ottimismo. Noi auspichiamo che si sblocchi la situazione che ormai è drammatica. Se ciò non dovesse avvenire ci troveremo in grosse difficoltà, nel senso che ormai i bilanci sono all'osso. E così durante il viaggio, passando per il corridoio, si sentono fare i conti di quel che hanno in cassa. Io ho 3,8 milioni circa in avanzo di amministrazione e sono cifre importanti. L'ottimismo man mano che ci si avvicina a Roma però vira verso la minaccia. Non c'è più nulla da tagliare, quindi non sapremo più come muoverci se non chiudere il comune. Ci siamo, i sindaci scendono e cominciano la loro nuova marcia su Roma, la Banca d'Italia, l'Altare della Patria e finalmente, si fa per dire, Montecitorio. Non si può entrare in piazza con la fascia. Se entrano tutti questi ossequi con la fascia è come se fosse una manifestazione dei sindaci. È come se fosse si è partito come se fosse un cortello, no? Ma è l'ordine superiore, non è che ti giustifica lei da dove. Siamo dei sindaci, siamo nominati, ma il parlamentare con la bandiera. Fin qui il prequel della grande assemblea che ha riunito al Teatro Capranica i sindaci di tutta Italia. Ben ha fatto il Presidente Del Rio a volere ribadire la necessità di sbloccare questo patto di stabilità che sta mettendo in ginocchio le amministrazioni locali, le amministrazioni virtuose. È in grado di raccontare alle imprese